Malta saret ċentru tal-korruzzjoni. Hija din l-akkuża serjissima illi għamel l-istazzjon Taljan Rai 3 waqt il-programm li xandar il-ħamis bil-lejl, programm li fih il-ġurnalist rinomat Roberto Saviano tkellem dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Saviano, ikona fl-Italja li huwa simbolu tal-ġlieda kontra l-mafja, jitkellem fuq ir-Rai dwar il-mod li bih Caruana Galizia kixfet ir-rabtiet ta' Joseph Muscat mad-dittatur tal-Azerbaijan. Nel suo blog aveva svelato gli interessi offshore. Gli interessi offshore del suo governo. Perché Daphne poneva domande. Da dove vengono quei soldi? Di chi sono quei soldi? Le sue inchieste non hanno toccato semplicemente qualcuno, hanno toccato un intero sistema. Come fece quando scoprì l'esistenza di una società offshore riconducibile al premier maltese Muscat, su cui era arrivato un bonifico da $1 milione, proveniente dal dittatore dell'Azerbaijan. Dietro quei soldi, secondo Daphne, poteva esserci un caso di corruzione, una tangente. I suoi articoli erano così potenti che il premier maltese, nonostante abbia sempre negato le accuse, fu costretto a indire elezioni anticipate, che puntualmente poi rivinse. Roberto Saviano twilet Napli u għatta ħajtu kollha jitkellem dwar il-ħsara li ħolqot il-mafja u l-kriminalità organizzata fl-Italja. F'dan il-programm Saviano stqar il-biża' tiegħu illi l-assassinju ta' Daphne jispiċċa jindefen fl-impunità ta' pajjiżna. I mandanti rimangono senza nome. E la paura è che questo omicidio finisca nel cono d'ombra dell'impunità maltese. Dopo la sua morte, un sergente della polizia maltese scrisse su Facebook questo post che dice: alla fine tutti hanno quello che si meritano, sono contento, e la faccia sorridente alla fine. La stessa polizia che avrebbe dovuto indagare sull'attentato. Din kienet it-tieni okkażjoni f'temp ta' ġimgħa li l-gvern ta' Muscat spiċċa taħt sħaba sewda fil-midja internazzjonali, dan wara s-servizz estensiv illi xandar il-BBC u li fih il-Prim Ministru Malti nesa illi kien mar Dubai jibih il-passaporti ġimgħa biss wara il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia.